Dopo anni di assenza della Regione per quanto riguarda la crisi del Porto Canale di Cagliari, insieme al Presidente della Regione Cristian Solinas, ci siamo immediatamente preoccupati di intervenire per assicurare una gestione corretta della situazione, ma soprattutto per provare a mettere in campo delle proposte in grado di contrastare la profonda attuale incertezza, nonché per rilanciare l'attività del porto industriale ai fini di uno sviluppo complessivo che passa per l'attivazione della zona economica speciale e dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è stato già siglato per la realizzazione della zona franca doganale. E quanto ha sottolineato l'assessora al lavoro Alessandra Zedda, che ha partecipato ieri a Roma al vertice che si è tenuto al Ministero dei Trasporti, cui ha preso parte il Vice Ministro Edoardo Rixi, e in cui sono stati evidenziati tutti gli aspetti connessi alla vertenza del Porto Canale. Un tavolo ministeriale sollecitato dal Presidente della Regione Solinas. Secondo l'assessora Zedda, l'incontro è stato positivo nonostante la complessità della vertenza, nella quale si registra la disponibilità dell'azienda a non voler abbandonare il porto di Cagliari e a voler cercare delle soluzioni. Il primo segnale in questa direzione, sottolinea l'esponente della Giunta Solinas, è la decisione di non mettere in liquidazione la Cagliari International Container Terminal. In questi giorni si sta tuttavia lavorando per cercare di trovare la soluzione per la messa in sicurezza del personale. Inoltre si sta valutando la possibilità di studiare delle norme straordinarie che garantiscano comunque il sostegno ai lavoratori. Voglio ribadire, ha concluso l'assessora Zedda, che la Regione è presente e attiva da subito per cercare di superare un'inerzia durata 5 anni da parte della Giunta di centrosinistra.